Sportivi e tifosi, gli highlights di questa settimana del settore giovanile del Montecchio Calcio sono gentilmente offerti da Eredi Nutti Metalli che si trova in via della Volta, Brescia. Un grazie anche a Y Sport, un'azienda Biovita Group dal 1999 e un grazie anche a Mediapack con sede a Montebello Vicentino, località Francanzana 23. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Sul campo comunale di Vigonza per il recupero della 26esima giornata si affrontano le formazioni della Vigontina San Paolo e del Montecchio Maggiore per la categoria Allievi Elite Under 17. Si impone il Montecchio Maggiore per 3-1 grazie ai gol tutti nel primo tempo di Castegnaro, poi arriva il pareggio di Faggin per la Vigontina San Paolo, poi ancora Carta per il Montecchio Maggiore e la doppietta di Castegnaro per il 3-1 finale. Grazie a questa vittoria il Montecchio Maggiore consolida il primo posto a 68 punti con una partita da recuperare, più 2 punti sul Calcio Caldiero 66 e 12 punti sul Camisano Calcio a quota 56, mentre il Campodarsego con una partita in meno rimane fermo a quota 55. Per quanto riguarda la classifica marcatori, si conferma il terzetto in cima alla classifica, composto da Dario Zaghetto del Campodarsego, Pietro Carta del Montecchio Maggiore e Mattia Bruttini dell'Adriese con 23 gol, un gol in meno per Prepelita Gheorghe Alexandru del Camisano Calcio. Per quanto riguarda il prossimo turno, il Montecchio Maggiore ospiterà l'Ambrosiana, mentre il Caldiero Terme farà visita al Malo e il Camisano giocherà in casa contro il Cadoneghe. Sul fronte migliori attacchi si conferma il Montecchio Maggiore con 94 gol, si fa sotto il Camisano con 93. Sul fronte gol subiti si conferma miglior difesa quella del Calcio Caldiero Terme con 30 gol, Montecchio Maggiore e Campodarsego 32. A 360 minuti dal termine della regular season ricordiamo che passeranno le prime due in classifica alle fasi finali, quindi a un passo sia Montecchio Maggiore che Caldiero Terme, a cui manca solo la matematica certezza di approdare alle fasi finali.